E qui c'è stato il break, una ripartenza corta, l'Uruguay le soffre, non può perdere palla in quelle situazioni, ripartono velocemente, attaccano con tanti uomini dentro l'area di rigore. È lui che parte da sinistra, stringe, non vedono la marcatura, è facile facile, la spinge dentro, se non sbaglio sull'assist di Cuadrado, che insieme a Rodriguez sono i due che hanno fatto più assist per la Colombia. Capocannoniere del mondiale, rivediamo qui. Armero lo mette sul secondo palo, Cuadrado l'appoggia e ancora James Rodriguez, ancora il 10, ancora quello che potrebbe diventare il crack di questo mondiale per il suo quinto gol. Sì, è in marcatura Godin, poi si gira per guardare il pallone, perde la marcatura, lui si stacca all'indietro per andare a colpire questa palla di interno piede destro. Ma che palla che ha messo Cuadrado là, ragazzi, che palla Cuadrado, che è diventato l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina. Ma che acquisto!